Più Europa, ovvero è possibile questo compromesso? Cioè No. che andiamo avanti in questo discorso oppure c'è secondo lei anche un progetto diverso? Dopo vediamo cosa risponde anche l'onorevole. Certo. Da parte di chi ci governa, tanto 5 Stelle quanto Lega, di andare a scardinare certi meccanismi dell'Europa con le prossime elezioni e magari facendo anche bocciare per carità questa manovra, perché tanti dicono, e mi è piaciuto anche interpellare persone che vivono all'estero, che hanno un certo ruolo, che dicono attenzione a bocciare così tu la manovra dell'Italia, perché puoi scardinare un meccanismo che in Europa già è molto fragile, quindi potrebbe essere anche un gioco molto pericoloso. Quindi cosa ne pensate? Poi sentiamo cosa... Due cose innanzitutto, una sul debito, una sull'Europa. Allora, vorrei prendere le mosse dalle parole dell'onorevole, che debito non è una parolaccia di sicuro, assolutamente, però c'è poco da fare. Tanto in una famiglia quanto in uno Stato, fare debiti significa lasciare sulle generazioni future l'onere di doverli ripagare. Mentre in una famiglia un figlio può rinunciare all'eredità del padre, cioè il padre ha fatto debiti, ha giocato d'azzardo, non ha pagato i leasing, il figlio può rinunciare all'eredità del padre e nello Stato no. Cioè i nostri figli comunque si beccheranno il maggior debito che noi oggi facciamo. Questo è il primo motivo per cui secondo me, io da padre, dico il debito non è una parolaccia, però è una cosa che non mi piace. Tendenzialmente non credo sia l'obiettivo che dovrebbe prefiggersi uno Stato. Per cui l'immagine di Di Maio che canta vittoria dicendo abbiamo fatto debito, io guardo i miei figli e mi vengono i brividi. Dopodiché abbiamo citato l'economista Keynes. Oddio sì, Keynes è il caposcuola dell'indebitamento pubblico per far ripartire la crescita. Però attenzione, anche Keynes, diciamo cose semplici per i nostri ascoltatori, però anche in Keynes diceva nei momenti in cui l'economia riprende bisogna fare risparmio. Cioè non è che bisogna spendere sempre, si spende nei momenti di crisi, perché quando c'è la crisi la spesa pubblica può essere un volano di crescita. Ecco perché il New Deal, le politiche degli anni 30. Ma quando l'economia riparte, assolutamente bisogna fare economie di risparmio, perché bisogna prepararsi ai tempi in cui la crisi tornerà a mordere. Ma noi non siamo ancora ripartita L'Italia bene, è sempre più lenta a ripartire nella crescita per problemi che sono endemici, che sono strutturali dell'Italia, perché ditemi voi che cosa c'entra l'Europa con la corruzione, i lunghi tempi della giustizia, le clientele, i potentati politici, i bassi investimenti in scuola e istruzione. Che cosa c'entra? Che cosa c'entra l'Europa con i forestali siciliani? Scusatemi un attimo, ok? Allora, l'Europa è un grande specchio per allodole. Questo ai nostri ascoltatori, io invito i nostri ascoltatori a farci un ragionamento a mente fredda. È molto importante perché ne va il nostro futuro. Allora, quando si dice che l'Europa è cattiva e di nuovo viene a gridare addosso alla manovra, si dice il falso, perché la famosa lettera della settimana scorsa della Commissione europea dice una cosa di una semplicità disarmante che i giornali secondo me non hanno messo nell'evidenza corretta. Cioè, la premessa, il primo paragrafo di quella lettera là dice lei, signor Conte, e lei, signor Tria, siete venuti a giugno e poi a luglio e avete firmato nel Consiglio europeo un patto di stabilità e crescita, che è un trattato che ha superato poi il trattato di Maastricht, con cui vi siete impegnati per iscritto a certi numeri. Oggi se mi presentate dei numeri diversi, portate pazienza, è il minimo che io vi dica, scusate, avevamo parlato d'altro, avevate messo la firma su altre cose. Dopodiché l'Europa, a torto o ragione, piaccia o no, fa parte di un'unione monetaria. Per fortuna gli ultimi sondaggi dicono che per il 65% comunque dei cittadini europei stare nell'euro è un bene, perché per fortuna è passato il messaggio che se usciamo dall'euro comunque si svalutano i nostri patrimoni. Sì, ma adesso anche il governo non sta mettendo in questione l'euro. Ci credo perché l'opinione pubblica ha capito che uscire dall'euro significa che il giorno dopo il tuo patrimonio vale la metà, se non di più. Perfetto. Se l'Italia sta in unione economica significa che è per necessità vincolata a una serie di parametri da dover rispettare perché i mali che potessero riguardare l'Italia andrebbero a influenzare e riverberarsi direttamente anche sugli altri paesi. Per cui è un atto di responsabilità quello di dire io continuo a rispettare certi parametri. Che però sono tanto stretti? Ma non sono così stretti perché l'austerity l'Italia non l'ha mai vista. La spesa pubblica in Italia è sempre cresciuta di anno in anno, tranne in 2 anni in cui non è diminuita ma è rimasta stabile.
governo Berlusconi 2010, governo Letta. Dopodiché la spesa pubblica in Italia di anno in anno è cresciuta. Quello che non piace a questa manovra, che non piace all'agenzia di rating, che non piace alla Commissione europea e che non piace all'ufficio parlamentare di bilancio, che non piace alla Corte dei Conti, che non piace a Banca d'Italia, è che si prevedono circa 15 miliardi di misure in deficit, cioè si prevede di spendere circa 15 miliardi senza averli in tasca, non per fare spesa per investimenti, non per ricostruire i ponti, non per creare nuove reti di trasporto, per darle a chi ma ne ha per bisogno. mandare in pensione anticipata chi già un lavoro, beato lui, ce l'ha, e per dare un reddito di cittadinanza. Okay. Vabbè, però che vuol dire? Cercare di aiutare quelli che proprio sono messi nel totale. Sì, perfetto. Però aspetta una perfetto, cosa, ma il discorso di mandare anche in pensione, ma quella gente quello lì di chiede un lavoro, non chiede però, un... voglio chiedere, e qua chiedo alla Commissione Finanza da lei rappresentata, non è che c'è anche un altro intento, perché con questo reddito di cittadinanza io faccio, non tanto non do cash, soldi, ma do una tessera, insomma una specie di tessera per le spese, però faccio emergere anche coloro che sono disoccupati, che non sono dichiarati disoccupati, quindi molte persone che non si sa neanche se sono occupate o disoccupate, non esistono praticamente come censimento, diciamo, di persone. Questo numero che potrebbe venire fuori, un numero che poi noi come governo italiano ci possiamo giocare in Europa per ottenere degli stanziamenti, perché per il momento attuale il numero di disoccupati in Italia, essendo tale, non consente all'Italia di avanzare delle pretese anche nei confronti dell'Europa di stanziamenti come invece può avvenire per altri paesi. Quindi ci sarebbe anche un controbilanciamento qualora emergesse una cifra rilevante come si spera. Chiedo a lei lumi e anche la risposta agli interlocutori. Sarebbe in materia di Commissione Lavoro più che di Finanze. Però io intanto non parlo di numeri perché stiamo facendo delle previsioni economico-finanziarie, abbiamo visto le linee programmatiche, abbiamo approvato la nota di aggiornamento al DEF che non parlava sicuramente di cifre e comunque non penso che vengano tutte impiegate per questo reddito di cittadinanza. C'è un Noi tesorino. guardiamo le proposte di legge e guardiamo le norme. Ma la Commissione Finanze non mi venga a dire che non parlava di numeri nella NADEF. No, mi scusi, però guardi, è un documento di programmazione economica e finanziaria, non è la manovra economica, non è la legge finanziaria. E quindi questi numeri non lo so da dove andate a tirarli mette il quadro, fuori. ma sono fa la cornice dentro la quale già lavorare. Che senso ha budgettare delle risorse? Cioè perché si abbiamo dei parlato numeri... di DEF, documento di economia e finanza, l'abbiamo approvato 2 settimane fa e non abbiamo previsto gli stanziamenti ancora. Di che stiamo parlando allora, scusi? No, mi perdoni, io non voglio mancare rispetto, però, cioè, accidenti, la Commissione Finanze mi viene a dire che non parliamo di numeri, di budget e di che stiamo parlando. Avete ragione entrambi, nel senso che è chiaro che non si è andato a dare lo stanziamento di capitolo, ma fare il quadro e dire che c'è un'attesa di crescita e un'attesa di deficit. Messi insieme le due cose numeri, poi ci sono delle vabbè. Però sentiamo cosa è successo, visto che lei c'era, così ci spiega veramente cosa è stato fatto. Ho visto proprio questa mattina il disegno di legge anche sulle pazze fiscale e sulle semplificazioni fiscali e è di questo che si occupa la mia commissione. Le cifre verranno discusse in commissione bilancio, ma non è questo il momento perché la manovra finanziaria verrà approvata a dicembre. E io non esalto così tanto il ruolo dell'Europa, perché? Perché sono stata sindaco dal 2009 al 2014 e quindi ho proprio vissuto gli anni di austerity, quando non potevo spendere l'avanzo, non ho potuto fare opere pubbliche, non ho potuto fare manutenzione e ho perso le elezioni perché i cittadini mi hanno detto non avete fatto nulla, perché non hanno capito che questi soldi non potevano essere spesi. Ora invece i comuni non hanno più il vincolo del patto di stabilità e crescita, possono spendere l'avanzo per fare opere pubbliche e se questo non è un modo per rilanciare gli investimenti e per rilanciare l'economia, mi si dica il contrario. Io ho sofferto tantissimo per questa cosa e nonostante i sacrifici che sono stati fatti dai comuni, non sembra che negli anni successivi l'economia abbia proprio brillato ed è per questo che difendo questa manovra, perché almeno dà uno spiraglio, dà delle prospettive di cambiamento. Cioè dice, in qualche modo bisogna agire per riuscire a dare un po' di respiro a questa sorta di insofferenza generalizzata. No, posso dire un'ultima cosa? Il quantitative easing di Mario Draghi avrebbe dovuto servire a tenere bassi i tassi di interesse proprio per disincentivare il risparmio e favorire la spesa e la crescita, ma così non è stato. Come no? Scusi.
Beh, adesso vedremo, infatti, con fine dicembre che non ci saranno più gli acquisti da parte della Banca Centrale Europea, avremo le conseguenze dirette, perché se non riusciamo a piazzare il nostro... Allora, io la sintetizzo in maniera molto volgare così. Quando uno va in televisione e parla indirettamente con una grande massa di persone, deve essere il più possibile onesto intellettualmente. Poi ognuno la pensa in maniera diversa, ma sui dati bisogna essere oggettivi. Non è che si può tirare la giacca da una parte o dall'altra. Qua invece in Italia, in Europa, nel mondo, è in vigore, va per la maggiore, vendere, come dire, il più possibile una frasetta che renda l'idea di quello che ti aspetteresti tu dall'altra parte della TV che ti dicessero. Cioè viene detto quello che si aspetta che la gente voglia. Però nella manovra... Ma solo che dopo, no, adesso onorevole, lasci che anch'io precisi il mio ragionamento. Allora, cos'è la conseguenza di questo? Qual è la conseguenza? La conseguenza è che io mi trovo in svariate trasmissioni a controbattere alla famosissima frase che, come dire, l'ha voluto il popolo. La sovranità appartiene al popolo. Benissimo, la sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme stabilite dalla legge e dalla Costituzione. Significa che questo mondo io faccio il sindaco pro tempore, l'onorevole ha fatto il sindaco pro tempore, il collega fa il sindaco pro tempore. E pro tempore significa che tu devi dare la possibilità anche a quelli che vengono dopo di te di vivere, di stare in questo mondo, di poter pensare che possono andare in pensione quelli della mia generazione e i miei figli. E non solo i miei padri e i miei zii, perché in questo momento hanno un'età, avendo iniziato prestissimo, che sarebbe auspicabile che ci andassero. Ma allora un conto è dire cercherò di metter mano con il bisturi sulle cose che ho capito che non andavano. Un altro conto è entrare a gamba tesa rispetto a una riforma fatta da un tecnico e quindi opinabile, ma che ha salvato il sistema previdenziale. Perché ste cose qua o cominciamo a dirle, oppure diciamo sempre il pezzettino che ci fa comodo. Perché 3 persone servono a gestire la pensione di chi c'è già in pensione. Perché c'è gente che è andata in pensione con 15, 14 anni, 6 mesi e un giorno. E certo non l'ho fatto io quel provvedimento. Probabilmente nemmeno la collega onorevole della Lega. Ma allora tu devi prendere, quando arrivi in comune, non è che puoi dire quello che avevano fatto prima, io tiro una riga bianca sul foglio, una riga nera sul foglio bianco. Cioè in questo mondo interconnesso io vivo e mi relaziono. Certo. In Europa, ultimo, perché mi sono fatto prendere forse la mano dalla passione, andate a Londra, chiedete a Londra se la grande prosopopea di uscire, fare la Brexit, come la prendono adesso? Quando gli vanno a dire che la banca in cui lavoravano, perché quello era la City, era il centro della finanza, la spostano in 6 mesi in Romania, in Bulgaria, in Olanda. E se vuoi ti sposti, fai 600 chilometri perché tutti ci eravamo assorbiti il cervello che l'Europa è il peggiore dei sistemi possibili. Allora, il riformismo non rende. In questo momento storico il riformismo non rende. Però rende dire che va cambiato tutto. Però il problema è che il giorno dopo che tu hai sparato talmente in aria da sparare un shuttle in mezzo allo spazio, ti devi confrontare con la dura realtà. Perché per fare le cose, e ce lo insegnano a noi da pragmatici amministratori di qualsiasi colore siamo, servono i dindini, la procedura amministrativa che impegna 3 anni, non come il ponte a Genova, attenzione, benissimo, ma anche lì cominciamo a dire all'opinione pubblica che se faranno il ponte in un anno è perché stravolgono totalmente il sistema di gestione delle opere pubbliche. A noi per fare un marciapiede servono 3 anni. Commissario, e lì si va sopra tutto e tutti. Però il passante è stato fatto con un commissario, se no saremmo ancora in tangenziale. Attenzione, qua è di più del commissario, è molto di più, in deroga a tutto, in deroga alle gare, in deroga all'assegnazione, in deroga al fatto che Fincantieri non ha nemmeno, termine tecnico che noi conosciamo, la SOA, cioè che è lo strumento per partecipare a quella gara.
Fermo, però io chiedo, ecco, a questo riguardo non voglio entrare nel merito, ne faremo un'altra trasmissione, magari chiedo solo l'intervento anche di Presidente Confapi. In questo caso un'opera pubblica necessaria, inderogabile, urgente, che è fondamentale, a prescindere dalla nostra burocrazia terrificante, in Cina l'avrebbero fatta la farebbero in un mese, come anche in Giappone, da qualsiasi parte. È importante che a un certo punto massimo potere me le devi risolvere in un anno, che è già tanto. Dottoressa Cognito, potrebbe riguardare qualsiasi aspetto della vita umana. Ai terremotati che sono arrabbiati adesso, perché loro devono seguire le procedure ordinarie e per rifare il ponte bisogna andare in procedura straordinaria? Nel senso, togli un pezzo di burocrazia, allora io lì te la vengo a votare anch'io, anche se sono da questa parte. Perfetto. Presidente, cosa ne pensa al riguardo? Visto che vi riguarda. Quale parte? Un po' tutto quello che è venuto. Nell'accesa discussione che c'è stata. Prendiamo ad esempio quest'ultimo fatto del ponte, no? Allora, è vero che per poterlo ricostruire in fretta bisogna stravolgere tutta una serie di regole. È vero anche che se l'avesse ricostruito autostrade, probabilmente le questioni sarebbero più semplici perché era il diretto responsabile dell'opera. Invece Autostrade è stata cattiva perché ha fatto cadere il ponte, ma non è da sola, e quindi la escludiamo perché il popolo sente che deve essere esclusa perché ha fatto cadere il ponte. È oggettivamente utile questa cosa? No. Serve a qualcuno? No, però va sull'onda. Sull'onda si può solo vincere un'elezione l'anno prossimo. E quello che non piace agli imprenditori è che i contenuti di questa nuova manovra e di questo rinnovamento sono tutti sull'onda e niente sull'oggettività dei fatti. Voi cosa avreste voluto? Perché noi avremmo voluto che ci fosse un alleggerimento del costo del lavoro vero, perché pagare chi non lavora e tassare chi lo fa non è una grande trovata, perché il reddito di cittadinanza, che pure in linea generale è un'ottima idea, in realtà se andiamo a spalmarlo sui territori, non sul territorio, che sono completamente diversi in varie parti d'Italia, creerà una serie di disturbi. Tra l'altro, messo in atto gli uffici per il lavoro, non sappiamo neanche più come si chiamano, una volta si chiamavano uffici di collocamento, che sono dal punto di vista organizzativo un disastro. Non ci sono competenze, non ci sono strutture, non c'è personale, ma allora vogliamo farlo e diamolo a qualcuno che lo fa per mestiere da anni, cioè chi si occupa di interinale, prenderà in carico con una serie di regole da far rispettare il funzionamento di questi nuovi uffici. Invece è tutto buttato così. Quello che ci spaventa è la poca chiarezza sul futuro. Anche perché vengono fatti dei proclami che poi il giorno dopo vengono rimessi in discussione. Parliamo un po' meno pensando alle elezioni e un po' di più pensando al futuro. Magari questo aiuterebbe, perché abbiamo uno dei viceministri che dice che lo 0, il popolo non può vivere sotto la minaccia dello 0, che vale 5-6 miliardi, cioè un bel pezzo di manovra, e quell'altro dice io vado a denunciare qualcuno che ha cambiato una proposta di legge che non era neanche stata mandata in Parlamento. A chi parlavano queste persone? Ai cittadini, all'Europa, ai mercati o ai loro elettori e litigavano fra loro? No, perché chiariamoci, se è questo che dovremmo fare, come al solito prenderemo atto e manterremo la nazione in grado di sopravvivere comunque ancora per un bel tempo e la nottata passerà. Chiarissimo. Mi incombe la pubblicità, deve ribadire qualche cosa, onorevole, a questo proposito? No, facciamo prima lo facciamo sentire. Replico a tutti. Esatto. Allora, pubblicità, così abbiamo più tranquillità per poter parlare, pochi secondi.